Tanto per fare un paragone con il resto d'Italia, noi siamo sempre al secondo o terzo posto fra le regioni più importanti e questo dimostra che il Veneto veramente è generoso. Lo dimostrano anche il numero non solo dei trapianti di organi, ma anche il numero dei trapianti di tessuti. Un Veneto generoso, lo definisce Flavia Petrin. Dopo un 2020 e un 2021 che hanno visto delle diminuzioni di consenso alle donazioni di organi e alcuni rallentamenti nei trapianti, nel primo trimestre 2023 il numero dei trapianti è stato di 102 a fronte dei 77 dello stesso periodo del 2022. Numeri che fanno ben sperare, ma da Aido arriva l'appello di non smettere di dire di sì alla donazione. La provincia di Belluno è quella che ha manifestato in maniera più favorevole la donazione, quindi con un 20% di no in sostanza, mentre la provincia di Rovigo è quella forse un po' più indietro dove dobbiamo lavorare maggiormente, che si attesta attorno al 30% di no, quindi dobbiamo lavorare in maniera molto più proficua magari nella zona di Rovigo. Le altre province, quindi quelle un po' più grandi, si attestano attorno al 25% di adesioni negative. E per agevolare l'adesione, Aido mette in campo un nuovo strumento digitale, Digital Aido, che permette attraverso il sito o l'app di poter esprimere quel sì utilizzando lo SPID, la carta d'identità elettronica e la firma digitale. Questo permette al cittadino veramente di poter dire di sì, veramente in pochissimo tempo, con le modalità che oggi sono comuni, e questo ha portato nel solo mese di aprile, con il lancio della nuova versione che abbiamo fatto il 13 aprile in Senato, a raccogliere oltre 5.000 manifestazioni di volontà. Tanto per farvi l'esempio, nell'anno 2021 in cartaceo sono stati raccolti solo 6.000.